dico come una scimunita perché sono molto emozionata, perché non mi era mai accaduto di essere... Si vuole fare perdonare. Per farmi perdonare. Ah, ecco, grazie. Però veramente questi fiori quanto gli donano? Ah, è vero. Fatemi una foto con i fiori. Grazie, aspetta. No, Questi sono da parte di tutti noi per lei. Grazie. Perché, e così apro la serata di questa sera, lei è stata estremamente importante in questo percorso che abbiamo intrapreso. Senza entrare dentro la conduzione che ha pensato Vincenzo, ecco, le voglio dare qualche testimonianza, la mia testimonianza quantomeno. Quando Vincenzo ha proposto, ne abbiamo parlato, della possibilità di fare questo laboratorio teatrale sul suo testo, sulla sua traduzione, non ha immediatamente colto il consenso. Perché? Perché intanto fare un laboratorio teatrale per chi non fa teatro ci sono delle resistenze, no? La memoria, salire su un palcoscenico, molti non volevano. Poi si è aggiunto anche l'aspetto del siciliano e c'è stata una certa resistenza. Vincenzo è stato molto bravo, molto abile e ci ha affascinato. Abbiamo incominciato e adesso tutti quelli che hanno incominciato il primo laboratorio stanno proseguendo e ne siamo rimasti folgorati, siamo rimasti entusiasti di questa esperienza, siamo rimasti entusiasti della potenza espressiva del siciliano, della musicalità. E questa esperienza che abbiamo vissuto, forse Vincenzo gliene ha parlato, ci ha portato a fare una piccola pillola a Villa Cianciafala di 8 minuti. Questo è stato notato, questa attività che abbiamo fatto, e da qui è incominciato l'idea di fare la tavola rotonda del 26 settembre. È stato bellissimo. E poi la settimana della lingua siciliana, insieme all'europarlamentare Corrao, insieme ad Aurelio Torre della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E non so se gliel'ha detto Vincenzo, quel gruppo di lavoro che abbiamo costituito per la tavola rotonda del 26 settembre, adesso andiamo all'Europarlamento a Bruxelles il 7 di dicembre, proprio perché c'è un convegno sulla lingua siciliana. Per cui io desidero in questo momento ringraziarla per il grande regalo che ci ha fatto nel farci conoscere e riscoprire quel siciliano che spesso è negletto, che noi trascuriamo, magari ci vergogniamo. Ma Dante ha scritto nel De Vulgari Eloquenzia, e questa frase io ce l'ho a casa come un monumento nazionale: tutti i dialetti scompariranno, ma la lingua siciliana non scomparirà mai, perché la nostra è una lingua, stiamo attenti e tutte queste cose, Usonetto, quello che è venuto dopo, Dante Alighieri, Ceccangiolieri, tutte queste cose, nascono da noi, dalla corte di Federico II. Come chi diceva, io studiai questa cosa, perciò io leggevo dei libri, non me lo sono inventato. E allora io vi racconto una cosa che è proprio bellissima. Io farei così, se lei è d'accordo. Prego. Questi intanto li rimetto un'altra volta nell'acqua perché qua si rovinerebbe. Poi quando io me ne vado lei non mi dia l'acqua solamente. No, certo, le darò anche io. Un applauso. Vincenzo, a te le redini di questa serata. Non me la conservare. Lo devi accendere. Devi aspettare qualche secondo. No, premevo il pulsante sbagliato. Sentite quando parlo io, voi mi sentite? Ci sono, ecco. Avrei dovuto presentarla, ma ragazzi, si presenta da sola, no? Cioè, che cosa vogliamo dire? Siciliano, guardate, il nomine omen, c'è poco da fare. Io nasci a siciliano.
Io nasci a Tripoto, infatti faccio cinema, e il treppiede è questo, no? Quindi è questo che noi usiamo per mettere al cinema le cinema. Io a Rometta, io Tripoto è chi può bruciare l'incenso. E perché si metteva l'incenso. Ecco, è utile. No. Poi nella strada dove c'è il primo teatro al mondo, sotto l'Acropoli, quella di Dioniso, la stradina è via Tripodos. Poi andai a Naxo, se trovai pure paesino, mi fece la fotografia, mi ho detto, ma vedi da dove parte. Quindi si è presentata da sola, è inutile dirvelo. Noi siamo veramente contenti di averla qui, ne abbiamo parlato tanto. Il laboratorio, per chi non lo sa, sta seguendo un percorso che è anche un nostro viaggio, come Ulisse per tornare a casa. Non aveva pace, dopo che io sono andata a bere la moglie da capo, finalmente. Alassano, ciao. Infatti, difficile preparare. Allora, diciamo una cosa, io m'ammutiscio e lasciamo parlare lei. Se avete domande. Ecco, ce ne sono tante che sono emerse durante. Tanto guardate, io non vedo chi me le fa perché non vedo. Vabbè, siamo tutti. Occhio non vedo, coro non do. Ora non mi do la fattura, sono contenta stasera che dormo. Avanti, perciò se volete fare domande, basta che non mi cercate soldi, io sono Dunque. Beh, io ho portato la mia copia dell'Odissea, del primo volume, perché ovviamente prima che se ne va. Io ho portato le mie. No, però mi va a mettere a dedica lei. Stasera proprio. Lei me l'ha regalata, però non mi ha messo la dedica. Ora che ci conosciamo un poco meglio, forse qualche paroletta, però vabbè, stasera Ma è no. un solo volume questo? E non è che gliene faccio firmare due, un primo, se no io ci porto pure due. Però Se non si stufa, e tu firmi assai. Avanti, forza, chi? Allora io ce l'ho una domanda. Però io non sento chi parla. Avanti, forza. Coraggio. Coraggio. Tieni il testimone. Corri. lei è italiana? Forza. Buonasera, mi vede? Sì, così mi faccio pure vedere. Sali non qui, so. sali qui perché c'è una telecamera là che sta registrando la sala. Scusate. Allora, allora non si dice. Io voglio partire prima di tutto da una considerazione personale su di lei. Quando noi abbiamo cominciato, Vincenzo ci ha raccontato la genesi di questa traduzione e ha sempre magnificato la sua persona. Io devo dire che... Posso dire una parola? È Bumagaro. Allora, devo dire che siccome parlava di lei come di una persona in età, che però era splendida, In età. Sapete quanti anni ho? no, Volete sapere? no, E perché non volete sapere? Io, volete sapere? sì. 94 anni li ho fatti. Vado per i 95. Quindi io ho pensato che lui forse un filo esagerasse, che questa fosse l'opera posta in essere tanto tempo prima. Invece le devo dire, chapeau 1000 volte, lei è splendida in tutti i sensi. Grazie. Intanto perché ci ha raccontato la motivazione che l'ha spinta a tutto questo, ed è un esempio di vita straordinario, ma veramente superiore a qualsiasi altro, anche perché non ha fatto solo qualcosa per lei, ha fatto qualcosa anche per tanti altri, non solo nell'ambito della sua famiglia. Oggi siamo tutti qui perché noi abbiamo cominciato questo cammino, al di là delle motivazioni che hanno spinto lei a fare questa cosa. Quindi io vorrei arrivare a compiere 94 anni con la sua testa, e sono Adesso convinta che lei non comanda. sia vera, secondo me è vacante, non lo so, è qualcun altro, non può essere così. Sì, Comunque, c'è uno spirito dentro di me. detto questo, desideravo sapere cos'è che è stato più difficile nel momento in cui è partita con questa idea della traduzione,
Dove è stato il problema? Nel reperire fonti per quanto riguarda la lingua siciliana? Nel rendere rispetto al greco? Lo voglio sapere. Tutti lo vogliamo sapere. Sì, lo vogliamo sapere. Posso lasciarvi il microfono? Questo si chiama suffragio popolare. Dunque, che cosa mi è venuto più difficile? Tutto e niente, nel senso, io leggevo, posso? Sì. Leggevo le terzine di Dante e non capivo niente, perché Dante è un codice cifrato e per capire un canto di Dante un professore dovrebbe spiegarlo per 2 giorni, per 2 lezioni, perché un canto non si capisce. E allora io prima di tutto mi facevo croce, dicevo che non sta capendo niente. Però io avevo con me 3 edizioni della Divina Commedia, le portavo con me, di autori differenti, non erano autori di Dante, erano autori delle chiamate esplicative. Non solo vi ho detto che avevo trovato le chiamate esplicative di Monte e di Alfieri. I pareri più disparati, soprattutto nei punti in cui Dante parla di filosofia, i pareri più disparati mi hanno fatto impazzire in certo qual modo. Ricordo che un giorno a Roma mio marito è tornato dai suoi impegni e io gli ho detto: Giacomo, guarda, c'è questa soluzione che dovrei fare in questa terzina, però un filosofo diceva una cosa, un filosofo diceva un'altra, un filosofo diceva un'altra. Qual è secondo te la cosa giusta? Mi ha detto mio marito: Rosa, quella che secondo te è la più plausibile. E così ho fatto. Quindi non era difficile. Io sono entrata dentro le terzine. Entrando dentro le terzine, la cosa magica, posso dirlo perché è vero, vi prego di credermi, la cosa magica era che una volta che io avevo capito quanto gli autori delle chiamate dicevano, magari in contrasto, uscivano le terzine di endecasillaba, rima alternata e concatenata, e uscivano da sole. Io non avevo il tempo di maturarle nel cervello, era come se la penna andasse da sola, perché io avevo capito, l'avevo incamerato, perché poi l'endecasillabo è una musica. Una volta che si entra nell'idea del decasillabo, a me accadeva che se io ero a casa e traducevo l'endecasillabo e dovevo entrare in cucina perché mi chiamavano: guardi signora Rosa, c'è questa cosa, io pensavo a una pasta casassa, ma pensavo all'endecasillabo, che stai facendo? Davvero ve lo dico, mi veniva di parlare in endecasillabo come babbi. Però siccome io sono pazza per la musica, insomma, mi scusi, io dico, cortesemente spegniamo i cellulari o metteteli in vibrazione, grazie. Mi scusi. Io dico sono pazza per la musica, sono pazza per chi sono pazza per chi tu, perché in fondo sono solamente pazza, senza però siccome ho la musica nel sangue, mio padre era direttore d'orchestra, quindi una volta che entra nel ritmo l'endecasillabo, viene di parlare anche l'endecasillabo, e quindi la difficoltà, sì, l'ho trovata difficoltà, non insuperabile, perché io prendevo dalle varie opinioni dei critici che trovavo nei 3 libri che avevo portato, sempre della medesima cantica, e poi deducevo, dicevo aveva ragione chi, aveva ragione chi, poi vedevo Alfieri, poi vedevo Monti, e qui era Rosa Cazzara, non mi scatto con niente. Dico, però partiamo da Dante, quindi è già una lingua tutto sommato vicina, ma quando invece si parte dal greco, che è una lingua invece che è completamente estranea. Il greco è stata una cosa bellissima, perché è stata una sfida con me stessa. Io ho fatto il liceo
Però quando ho fatto il liceo, sapete quante età avevo io? Io ho preso la licenza liceale a 15 anni. Quindi erano passati tanti anni. Non vale. Come? Non vale. E tu è dotata e non vale. Non vale. È posseduta. Non vale. Perché non vale? Perché posseduta, perché già 15 anni. Ah, vabbè. Va bene. Perché sono entrata in prima media, che allora non c'era questa legge che precludeva. Sono entrata in prima media a 8 anni e mezzo. Perciò che volete, io a 8 anni e mezzo fece prima media, i miei compagni erano tanti perché erano adolescenti, io come una babba andava, studiava, pigliava belle volte e basta. Io studiai sempre da mia vita. Comunque non sempre perché mi sposai, i figli, insomma, feci tante cose sceglie. E quindi col greco? Allora, col greco, io aprivo sto greco e a prima botta non capiva niente. Però poi cercavo il verbo, perché il verbo apre a tutte. Il verbo greco che mi dava, che mi dà, ogni verbo greco sapete che dà 4, 5, 6 risultati, in quanto si deve sistemare la traduzione, il significato secondo quello che dice il concetto, secondo il concetto della frase. Una volta che io scioglievo questo enigma, non lo so, non mi veniva difficile, chi sto posso dire? Però il verbo per me è importantissimo, avevo il pequenino, perché feci una cosa feci finta che ero ancora al liceo. E così questo è stato. E la difficoltà di tradurlo in siciliano, del trovare l'equivalente invece in siciliano? Come? Trovare l'equivalente della parola greca finalmente identificata. Nesci, il siciliano è un tesoro di manifestazione, un tesoro di parole, nesce, la parola nesce sola in siciliano. Vieni, una domanda. Una domanda, scusate, sì, una domanda che per me è una grande difficoltà. Io ho dedicato la mia vita alla lingua inglese e mi ritengo una discreta traduttrice. Dedicata alla vita? Alla lingua inglese. Ah, bene. E amo molto la traduzione. Sono anche perito traduttore e interprete al Tribunale, Camera di Commercio, ma non è questo. Ho tradotto testi di qualsiasi natura. Bene. Mi ritengo una discreta parlante, scrivente di più. Sì. Perché sono, credo come lei, molto cavillosa, diciamo così, Sì. puntigliosa. Cioè io per scrivere una frase posso stare anche 3 giorni. Ah sì? Sì, sì, perché se non trovo il corrispondente perfetto, Certo. e non solo perfetto da un punto di vista del significato, ma da un punto di vista dell'armonia, della musicalità del canto, diciamo così, ecco. Allora io mi sono chiesta, a proposito di questa sua bellissima traduzione, che noi ci siamo sforzati con molto impegno, devo dire, da parte di tutti, di leggere su questo schermo per non far arrabbiare il nostro regista, che a ogni errore ci avrebbe preso colpi di martellate sugli alberi. Ma che è, Riccardo? No! È amorevole! Scusate, nel Riccardo si scrive con 2 N. È amorevole, non è vero che è amorevole. Noi lo adoriamo, è perché lui è più cavilloso di me, se possibile. Quindi ogni minimo errore, no, rileggi, no così, no così, ma così, e poi lasciamo, cioè devi dare un senso chiaramente. Ma la mia domanda, sono 2 le domande. La prima è: che dialetto ha scelto? Cioè, i dialetti siciliani sono tanti. Lei come ha fatto a giungere a una lingua che fosse universale per i siciliani? Dunque, siccome io l'ho fatto per me, non l'ho fatto perché pensavo, per esempio, che stasera avrei avuto tutta questa gloria, non pensavo. Io ho scritto nel mio dialetto, che tu parlerò. Ricordo che Lucrezia Lorenzini
che è la mia figlioccia, mi telefono e dice: Rosa, scusa, ma tu usi il dialetto orientale o il dialetto occidentale? No, Parole difficili. Quello occidentale è un po' stivo, direi. Io però... ci dissi, io scrivo, poi quello centrale ma poi io scrivo quello che so, perché ci sono delle locuzioni che io, quello che so io e quello che sento, che odo dalle voci del paese di Rometta dove vado a villeggiare, e allora ci sono le persone che parlano, ora parlano tutti più perché c'è le nuove generazioni di italianizzati, sì, non capiscono niente, ma i vecchi parlano in dialetto, parlavano soprattutto in dialetto allora. E la capisco, perché la mia lingua invece è quella di Ali superiore, cioè perché mia nonna è stata convivente fino alla fine della sua vita, e anche se ci impedivano, come a tutti, di parlare dialetto in casa, perché mensa mai, poi tu prendi l'inflessione e le parole italiane non le conosci. Di parlare in dialetto, sì. Ma ti dicevano mensa mai. No, questo mensa mai l'ho messo io ora perché mi voglio integrare. Allora, a proposito di integrazione, io purtroppo ho fatto lo scientifico. Purtroppo lo dico perché ai miei tempi, erano gli anni 70, era l'unica scuola, famiglia povera, che mi consentiva di studiare a scuola l'inglese fino al quinto, altrimenti avrei dovuto abbandonare da biennio. Ho sofferto, ho pensato al suicidio, ho telefonato a scuola dicendo che c'erano le bombe, non mi ha creduto mai nessuno. La seconda domanda? C'è qualcuno lì? Tu non hai due domande. La domanda è, secondo lei, adesso io però con questo ho sentito il bisogno di studiare il greco, ma quello che io riesco a trovare adesso, finora, in questi pochi giorni di ricerca, è il greco moderno. Allora io mi chiedo, lei potrebbe consigliarmi un testo, un sito, un insegnante, un qualcuno che mi possa insegnare il greco antico? Qua bisogna trovare un insegnante, un vecchio insegnante di liceo. Un vecchio insegnante di liceo. Di liceo. E io questa domanda le voglio fare. Se lei potesse aiutarmi, io le sarei infinitamente grata. A trovare questo professore? Sì. Farò di tutto, mi impegno. Grazie. Ho finito. Grazie. Quindi, Irene, quindi dall'inglese adesso ti è venuta la botta di greco antico però. Io ti invidio perché anch'io vorrei impararlo, ma so già che ci devo levare la prima cosa. In un'altra vita forse lo farò. È tacarò, la carota, perché era la cosa più facile. Pensavo No, stacarò. Stacarò. Allora, con tanti testi greci, poteva anche partire dall'Iliade, no? Invece parte dall'Odissea. Cosa c'era nell'Odissea che comunque l'attraeva? In Dante lo posso immaginare, la traduzione avviene in un momento particolare della sua vita. La figura di Ulisse. E che idea si è fatto di questo Ulisse? Che idea mi sono fatta di questo Ulisse? Sì. Di uno che non aveva pace, perché lui va sempre alla ricerca di, e infatti dopo che finalmente peripezie, anni, padimenti e cose, rientra e si buca dentro il suo letto. Infatti c'è la storia del letto qua, bellissima, io l'ho portata, poi lascia e riparte, tant'è vero che in Dante io avevo già, perché Dante l'ho fatto prima dell'Odissea, avevo già trovato che Ulisse, navigando con i suoi di qua e di là, poi finì che la barca si è capovolta a mezzo mare e Ulisse morì in mezzo mare, quindi non lo so perché, era sempre alla ricerca di. Non aveva pace e quindi si identificava con perché forse anche lei non aveva pace. Era sempre alla ricerca di. Aspetti, un momento. O era più dalla parte di Penelope che aspettava. Ma Ulisse evidentemente era messo a fare a botto, perché aveva da gran moglie, non vedo figlio e cominciamo se non avete vedere. Io sono stata una moglie che è stata, non lo so, la moglie di come si usava 600 anni fa, non lo so. 300 anni. E di questo sono orgogliosa perché
sono stata moglie speciale per un marito speciale, se lo meritava, ma io insomma. Quindi l'empatia era con Penelope allora? Io? Sì, con Penelope, certo. Penelope tesseva, sì. Ero con Penelope. Va bene, io sono fuori moda. Allora. No, approfittiamo e ci facciamo leggere Ulisse che torna a casa. Guardate, io ho portato qua l'incontro con Nausicaa quando lui esce dall'acqua, l'incontro con Nausicaa. Ve lo ricordate questo fatto dell'incontro con Nausicaa? Sì. Poi ho portato l'incontro con Telemaco, con l'incontro di letto. E allora per questo vi voglio raccontare una cosa bellissima. Non lo so, è carina, la volete raccontare? Sì. Allora, anni fa mi hanno invitato a Palermo perché c'era la mostra di un pittore che aveva dipinto i personaggi dell'Odissea, e allora a questa mostra del pittore hanno voluto che aggregassi io la lettura, che si aggregasse, non io, la lettura dei versi dell'Odissea. Mi dissero, dice, signora, mi fece per una festa, un mazzo di fiori, non come stasera, era una cosicella, non facciamo paragoni, questa sera. Allora, io arrivai là, dice, signora, senta, questo è uno dei migliori attori di Palermo, si chiama Battaglia. Piacere, a me mi passa un rombamonuto. Piacere. Allora c'era un podio. Lei sta ridendo. Questo scalone, chi su qua? Cominciò a leggere sto fatto di letto, perché è una cosa bellissima. Mentre parlava, mentre leggeva, arrivato a un certo punto, cominciavo e ce ne escono le lacrime. Disse, guarda, c'era un pubblico scelto, c'era gente che avevano venuto perché volevano far vedere sta cosa speciale, sta babba che arrivava da Messina, questa cosa. Arrivato a un certo punto la pensai, Chianelli, ci si senta per favore, scinisse che lei mi sta spacciando un letto. Perché lei qui era. Allora, lei mi sta facendo vedere. Cioè, se non ve la spinta, io stavo con gran piacere perché stava piangendo, non ce la faceva più. Forse via andare al gabinetto, non poteva, la faccio manco. E allora l'ho letto io. E i gente ci scendono le lacrime su. Ma è perché è una cosa bellissima. Se lo volete letto io ve lo metto. Ora, prima devo vedere fra le carte perché mi sia faccia, in quanto gli occhiali sono qua, eccoli qui, appoggiati. Dunque, premetto che io ho avuto bisogno di fare gli ingrandimenti perché alla mia tenera età ho disturbo agli occhi e mi devo operare di cataratta, però ancora non sono stata operata. E allora io mi sono fatta fare degli ingrandimenti, per cui vi chiedo scusa che leggo così. Mi perdonate, sì o no? Una domanda, a uno si firma? Non ho capito. A uno si firma per arrivare come a lei? A uno si firma per arrivare come a lei. Vedete allora io le dico una cosa, io non firmai niente. È il Signore che certamente, io sono molto credente, il Signore su di me ha avuto dei progetti che ha realizzato, perché ha realizzato la pace della famiglia, l'amore per mio marito, cresci i figli. Una parata d'anni fa mi morì un figlio di 61 anni e io ho chiuso la sua bara, ma poi ho sorriso a chi è rimasto, perché ora mi è rimasto solamente un figlio per il quale io
apro i sorrisi più importanti della mia vita, per cui chi che avevo qua non compare. E allora io vi dico semplicemente, vi porto un esempio che si riferisce alla sua domanda. Quando mi è morto il bambino, mi è morto mio nipote, io piangevo sempre, mio marito piangeva sempre, no? Allora, essendo molto cattolico, ci disse: Giacomo, voglio andare a San Pietro. E mi è venuto incontro un frate. Io ho detto: oh, guardi, mi vorrei confessare. Dice: ma vorrei dirle una cosa. 15 giorni fa mi è morto mio nipote, ci contai qualche cosa, mi viene da piangere. Come devo fare? Perché le persone mi dicono che non si piange in quanto il bambino, la sua anima ne può soffrire. Lui mi ha risposto: piangi quanto vuoi, perché è giusto e sacrosanto. Tuo nipote ha compiuto il suo progetto, perché il Signore su ciascuno di noi ha un progetto. Tu continua a vivere in maniera serena anche per gli altri, perché evidentemente devi assumere il compito che ti dà il Signore per eseguire il suo progetto. E aspettate, e non consentire a nessuno, nemmeno se è sacerdote, che ti dica che il bambino è morto perché sarebbe diventato un farabutto, nemmeno se è un sacerdote. Questo avvenne la mattina. Di pomeriggio siamo andati alla Fontana di Trevi, c'è la chiesa di San Gabriele. Dico a mio marito: Giacomo, vorrei parlare con un sacerdote. Mi disse giustamente: ma che fare, oramai basta, ciao. E vedo un sacerdote rosso settato così in ginocchio di figliola, penso che tu mi aveva detto stai in piedi, in ginocchio, e ci contai la stessa cosa. Stava morto mio nipote, aveva 9 anni, il mio cuore è spezzato, mi viene da piangere, ma le persone dicono che non si piange perché l'anima del bambino ne soffre. Se partito e mi fa: ma sai, forse il Signore l'ha voluto perché altrimenti sarebbe diventato un farabutto. Ma so io inginocchiata, ci sono farabutto, farabutto è lei, si tolga la cronaca perché lei non è degno di fare una confessione. Stamattina sono stata in San Pietro e un sacerdote, un frate mi ha detto: non permettere a nessuno che ti dica che tuo nipote sarebbe diventato un farabutto. Io in questa chiesa, fino a che ci sarà lei, non entrerò più. Ma signora, che dici in ginocchio? Non mi ginocchio affatto, si inginocchi lei davanti al Signore e chieda perdono, e me non hai. Ora, io ho 94 anni, al momento sto bene, però sempre dico: Signore, evidentemente con me tu hai realizzato dei progetti, tanti, perché ai sorrisi compensano con le lacrime, ma nessuno vede le mie lacrime perché gli altri con me devono sempre sorridere, credere, andare avanti, lavorare, fare, stare svegli e non badare a tante babbarie, a tutte di chiapparie che per ora ci sono, che non si capisce niente. Ecco, non lo so qual è il segreto. Se volevo mettere una firma, non so, stabiliamo un registro e mettiamo firme. Allora ci spascia sul letto. Ci spascia io. Sì. Ma io la conosco tutta la sua storia. Ah, la conosce la mia storia, allora sa che tu vuol dire? Allora, piglio il letto. Dovete aspettare un minutino, pazienza, no? Ve l'aveva detto lui che bisogna avere pazienza con Rosa Gazzara? Per esempio Nausicaa, questa cosa è bella. Era preoccupata che voi vi annoiaste. Dice, io non è che vengono, le si annoiano, perché in caso io mi stai certo, me ne vai. Ho detto, Ma scusate, se è la prima volta per me. Secondo me il pericolo non c'è, dico poi per carità. Allora, questi scivolano però. Per piacere, me le mettiamo là sopra. Non me le guasti, eh? No.
Mensa Dio. Ora capiamo perché vi tendete. Posso leggere? Sì. Quindi Caino aveva già donato, no? Però non si era presentato a sua moglie, non si era presentato a Penelope. E intanto a noi si fa un bagno, mi si pulizia tutto. E nessuno del bagno, i due variano un corpo immortale a prima vista. E allora si aspettavano una volta sopra la seggia dove si aveva sorgiuto, di faccia una moglie so devota, e ci parlò dicendo un risoluto. Mi sentite? Sì. Oh infelici, i dei che sono abitanti del gran Olimpro, ti resero a Tia, c'hai femmine gentili, un cuore ardente, duro e crudele, perché mai saria che non c'ha femmina avria il coraggio di restare lontana da suo marito, che a distanza di 20 anni o privilegio di tornare al suo paese amato dopo che tante sventure patio. Ma forza Balia, prepariamo letto, che certo il cuore che ci batte in petto è proprio ferro, e allora il ramanna prudente Penelope, non sbaglio. Misero, non mi stai un superbenno, non ti disprezzo e non mi meraviglio. Usaccio buono io come tu eri, quando verso di da capartista sopra nave chilonghi e remi neri. Ma forza Euroclea, tu che sentisti, stennici un letto solido, compatto, fuori da stanza buona costruita, chiddu che picca con il letto feci iddu stesso per la nostra vita. E dopo preparatelo, mettete i peddi, mantelli e coperte splendenti. E i suoi valori erano studiati, mi mette a prova sposo, ma fremente sdegnato Ulisse si potuto parlare con sua moglie che era saggia assai. O donna, tu non sai quale dolore mi procurava sta parola toi. Come portò un eletto a naucia parte? Sarebbe difficile, pur uno sposta uno assai pratico, abile e forte, meno che non dico proprio apposta in persona verenno, se vorria con gran facilità da nauciolato sistemarono subito bucia. Non d'uomo vivo, manco se mai stato, e che in tosciuro della gioventù o poteva smuovere senza stentare, perché in letto me, fatto con fidi, c'è un gran segreto e non lo può sapere. Voi lo sapevate questo? No. Lo volete sapere il segreto? Sì. Io mi ammazzai, mi faccio chi me mano e non lo auso. In ciato cortile c'erano tronco dalla vara, chino di foglie lunghe, splendido, speciale. Era rosso come una colonna. Io tutto attorno costruía una stanza fino a quando finia da ogni vanna, con pesci fitti e con sapienza, con migliaia di sopra, e poi ci mise porte massicce, impostati, e poi tagliai il rame e i fogli tesi di allevare a china i fogli assai, tagliando da radici in sopra un tronco con pezzi bronzo, un chianuzzai perfetto e un ficieritto a fili squascia, bianco, parannolo a sostegno del letto, e dopo ciaforai con lo ciapano, cominciando da dannava lisciando un letto e lo lucidava piano, fino a quando finia tutto, un tarsiano, cuore e argento e avorio ogni parte. Poi ci stenia, i peddi di boi, splendenti, di colore rosso forte, così ti svelo, sto segreto mei, e manco saccio donna, se sto letto è ancora fermo a posto per mia, o se qualcuno già non farà butto, mi sa una ciabanna, penseria, cosciunco da levare a battagliare. A sti valori, io ci ha guardato. Ci rimudarono le ginocchia e il cuore,
dal momento che riconoscevo tutti i segnali sicuri e perfetti che Ulisse desse. E allora Chiancenno, i corsa si lanciò davanti a tutti, te braccia suo marito, perdeva il senno, ci faceva la testa e ci diceva fremente: non l'avere con me, Ulisse caro, perché tu sei un più saggio e lausigente. E Dio ogni sventura ne mannaro, pambitiamo e restiamo tutti e due, l'una vicino dell'altra, felici, godendo la nostra gioventù, e poi proviamo a soglia da vecchiaia in pace. Il fatto del letto per me è importantissimo, perché è la chiave del momento in cui poi si riprenderanno insieme. E stavo vedendo la vecchia in pace si voleva passare, se non che sai a quante tutte sbagliate. Quindi ho ragione quando dico che per leggere il letto ci vuole ci vuole sentimento. Allora, poi bello, vero? Allora, ne sentiamo un'altra. Questo altre domande. Scusa, Io ho portato poi c'è un po' di roba, secondo me. il ciclope, ho portato il ciclope. Qualcosa che magari abbiamo già letto noi, che ne so, mi piacerebbe. Vabbè, facciamogli fare prima, secondo me, tipo Nausicaa o il ciclope, Aspetta, cosa no, preferisci? ho portato pure qualcosa che avete letto voi. Questo è Scilla e Carino. Ecco, qua c'è Scilla e Carino. Scusatemi. Ah no, non lo vedo. È caduto da qui il foglio. Staccato. 92, 134. Guardate se sbaglierò leggenda colpa al solito. No, questo non è, questo è no, quello sono le sirene. Questo è Scilla e Carino. E dite quando si giocano i non c'è niente di fare. Rimasto, è sempre rimasto. Allora, vista c'era una libera che era Circe, quindi questa qui invece, quelle sono le sirene. Mi servono graffette? Due graffette? No, cara, stavo confondendo. Scilla e Carino e questo. Si confonde tu, Vincenzo. Tu confondi. Davide. Perché così intanto cerco di capire il resto. Ma c'erano altre pagine qua che sono cadute. Va bene, intanto leggo qualche cosa di Scilla e Carino perché sono cadute. Ma c'è Vincenzo, ma stai combinando, Vincenzo? Ci sono due scogli. Però è un bravo figliolo, Ci sono buono figliolo, sì. Ma se non mi metto l'occhiale, vedo uno io. A posto se. Devo scozzare. Ora ma. Ci sono due scogli, dai. Io intanto. Che fa lei? Lei non... Cerchi di capire che come sta cosa. Scusi, Prego. permette, Allora. da povera e umile alunna. Lei va a leggere l'ultimo Turrico di Dai e il primo Turrico di Cacao. Meno male, scusi, scusi di noi. Che facciamo? Aspettiamo? No, io sistema questo. Perché se aspettiamo facciamo domani mattina. Sonno non avete? No, fino a quando ci sono non si dorme. Ci sono due scogli, uno tocco cielo immenso, con la cima acuta a punta. La nebbia scura, un moglianto suo velo. E mai succede che Ida s'allenta, né quel cielo si può rasserenare sopra la cima d'autunno o d'estate, né un mortale mai può sciacchianare o puramente mettere i piedi, manco si averia 20 mani e 20 piedi,
perché a rocca è liscia, come se tutto intorno qualcuno l'avrebbe allevidato. A parte bassa c'è immenso scoglio, una caverna scura che guarda verso l'Ade a occidente, e appunto da che forza più sicura navigava o Ulisse potente cercato di dirigere. Nemmeno un uomo forte e robusto, il tanno saitti l'arco con tiro soprano di cava che sta navigando, poteva arrivare mai a capitare a caverna cavata. E sta di casa Scilla, che rinciona con solo gridare, terribile, in maniera spaventosa. E la voce so, è tanto forte quanto chi da non cagnola ancora i latte. Invece è un mostro senza vento, bruttone quanto mai, all'occhi tutti. Non sapete se poteva priare, manco se incontreriano Dio buonone. Ave 12 piedi, che a guardare do purpo parono, senza pescioni. Ave 6 corde lunghi e stenuti, e sopra ognuno una testa schifosa, con fila di denti dritti e acuti, chiri di nera morte ruinosa. Da mezzo da caverna cava e funna, idda sta sprofondata, e solo brusca sporge le teste fuori dalla panna dello cemento abisso, e da pisca, guardando attorno il ca e il dato scoglio, delfini e piscicani, e a volte ancora a ferro un mostro marino, forse meglio, chiuranno assai di chiddi che ammigliara noce anfitriti, chi chiancia a gran voce. E fino a ora non marinaro s'aveva vantato che canavi in pace s'aveva potuto mettere al sicuro, e con ogni testa di so chiappa un uomo, sucannolo da nave tutta nera anta prua. Oh gran Ulisse galantomo, tu l'auso scoglio vedrai allora più basso, l'una all'auso su vicina appena un tiro d'arco, dacci cresci un gran pe di fegara a autuni rigoglioso di fogli, e parte bascia addivina caridda maestosa, se suga l'acqua nera dello mare. Da una giornata, idda spaventosa, aietta fuori per 3 voti, e pare terribile, e 3 voti va sucando. Sta attento a non trovarti vicino quando idda s'aiuta gorgogliano. Infatti non poteva manco nessuno scansare di simile sventura.